Ben ritrovati in diretta nell'approfondimento che precede il notiziario di Tele4, approfondimento che faremo insieme a Lino Schepis, presidente dell'Università della Terza Età. Ben ritrovato. Grazie, grazie per l'invito. Grazie a lei perché ho veramente tanto materiale da cui prendere spunto, porte aperte all'Università della Terza Età, davvero tantissimi corsi che avete organizzato, che organizzate, poi vi rinnovate in continuazione con tantissimi iscritti, e è l'occasione questa per trarre anche un po' un bilancio dell'anno accademico. Sicuro. E poi a breve c'è anche appunto l'appuntamento in Sala Luttazzi, Sala Grande, la possibilità quindi di accogliere tante persone, giusto? Certo, approfittiamo anche del fatto che con il Comune e con l'associazione Pro Senectute abbiamo da qualche anno in piedi un programma che prevede una serie di attività di intrattenimento in Sala Luttazzi. Questa domani sarà proprio un'occasione di intrattenimento utilizzando anche le nostre attività dell'anno, per cui ci sarà recitazione, ci sarà musica, coro, ci sarà tango, ci sarà il défilé, mostreremo una sintesi, non è i veri saggi domani, no? Li presentiamo per la settimana che verrà, ma una sintesi, uno che vuol farsi un'idea, se viene domani se la fa. Sono tutti invitati, insomma. Tutti, nessuno escluso, fino al riempimento della sala. Mi diceva avete 2.500, 2.400 iscritti, meno qualcuno, 2.380. È un bel traguardo, no? Un bel traguardo, è bello ma anche un po' preoccupante, perché noi abbiamo una bella sede, grande, confortevole, però quindi il numero di aule sono 10, sono disponibili e le abbiamo in via Lazzaretto. Cominciano ad essere scarse dal punto di vista della capienza, perché abbiamo tanti corsi dove abbiamo più di le 30-35 persone che stanno in un'aula, per cui dobbiamo arrangiarci. E quindi domani verrà presentato un po', insomma, parte, diciamo, dell'attività. Un flash, si può dire. Ecco, per poi andare alla settimana dopo, in cui uno se viene sceglie i giorni, c'è una locandina anche di questo, e potrà scegliere come visitare la sede e quali attività eventualmente vedere meglio. Lunedì 25 maggio alle ore 16 l'inaugurazione della mostra Porte Aperte 2026, a cura sua peraltro. Esattamente, sì. E poi lì espongono Trieste ed Aurisina, che è la sede dell'Altipiano, che usiamo sempre comunque i locali della sede per la mostra, e invece Muggia fa una mostra per conto proprio che inauguriamo giovedì, credo. Mentre martedì 26 maggio alle ore 16 Terrore e miseria del Terzo Reich di Bertolt Brecht, saggio del corso che questa è una cosa che non si vedrà domani, perché non bastavano i 10 minuti che potevamo consentire, però vedremo Brecht recitato con ottima dedizione dai nostri ragazzi che frequentano. Noi abbiamo 4 scuole di recitazione operative, per un totale complessivo che supera abbondantemente i 100 iscritti. Ecco, oltre poi avete anche altri appuntamenti, mercoledì 27, giovedì 28, venerdì 29. Quali sono i corsi che vanno per la maggiore? Direi, noi abbiamo 12 indirizzi, 350 e più corsi, ma l'indirizzo che va per la maggiore è quello che noi indichiamo nel libretto al primo, che è la realtà di Trieste, la storia di Trieste, le tradizioni. La gente ha un grande interesse verso le attività che riguardano proprio il territorio, la città, la storia, i costumi, le tradizioni, i racconti, l'aneddotica. Per esempio l'anno scorso abbiamo dato molto spazio a Carpinteri Faraguna, di cui ricorrevano i 100 anni dalla nascita, e abbiamo fatto in diverse occasioni delle cose legate proprio all'attività di Carpinteri Faraguna, proprio per dire che sempre facevamo fatica a tenere la gente in aula, perché la gente viene, gli piace, insomma, poi noi cerchiamo di stimolarli con dei docenti molto molto bravi, tutti volontari. Questo è importante sottolinearlo. È una nostra organizzazione che ha 2.400 iscritti, 250 docenti, quasi 50 assistenti, poi il personale che gestisce. L'unica persona retribuita è la segretaria.
tutti gli altri sono Che volontari. avrà il suo bel lavoro da fare, Che immagino. avrà il suo grande lavoro da fare. Io qualche volta scherzando dico che lei più che essere una segretaria è una badante ormai, perché l'età nostra cresce, quindi il bisogno di badante cresce proporzionalmente, per cui... È anche vero che grazie ad attività Ma è bravissima come promosse... segretaria, in effetti, tutti lo sanno, tra l'altro ha anche una qualità che tutti apprezziamo molto, che è molto gentile, molto, molto accattivante, proprio molto giusta per quel ruolo. Ecco. Qualità importanti assolutamente. E voi offrite ovviamente questi corsi che danno modo anche alle tante persone interessate di mantenersi attive, poi la cultura non ha età, altro slogan che spesso vi riportate, è molto importante questo, no? Mantenersi attivi. Noi non possiamo allungare la vita delle persone, anche se forse se migliora la qualità forse anche la vita si allunga, però possiamo però, ed è la nostra mission, migliorare la qualità della vita, e questo ovviamente vuol dire che la gente è più partecipe, viene e si dà da fare, quindi uno che è occupato con la mente, che partecipa, che propone, poi sempre di più abbiamo gente che propone e che si propone, e vuol dire che questi sono persone che non hanno bisogno di medici e di medicine, insomma, quantomeno Teniamoli lontani. Teniamoli lontani finché possibile. Teniamoli lontani finché si può, noi ci impegniamo in questo senso. Dalle mostre ai laboratori, i saggi, le manifestazioni, c'è davvero di tutto e per tutti i gusti. Corsi di lingue, quest'anno abbiamo fatto, noi non nasciamo come scuola di lingue, noi siamo una costola dell'università, quindi il nostro principio è fare delle conferenze di cultura in tutti i settori possibili e immaginabili, dall'arte alla storia, alle scienze, diritto, economia, informatica. Ci sono poi delle scelte che abbiamo dovuto fare, per esempio l'informatica, per adeguarci ai tempi, perché una volta non c'era. Questo è il 45esimo anno di vita per noi. Abbiamo cominciato nel 1982 con 500 iscritti e poi via via siamo cresciuti, ma abbiamo anche risposto alle richieste che ricevevamo. Una di queste richieste erano i corsi di lingua e noi ci siamo adattati per proporre a loro dei corsi di lingua che non dessero dei diplomi, ma che dessero quantomeno l'opportunità di essere attivi. E questo è stato capito perché ha un prezzo veramente irrisorio, perché pagano poco più di un euro per ora, costano lezione da noi di lingue. E vengono in molti. Quest'anno abbiamo fatto più di 1000 iscrizioni ai corsi di lingue, quindi questo è un problema di cui dobbiamo anche tenere conto, perché sono quelli che riempiono le aule in effetti. No? Certo. Poi conferenze di ogni tipo, di ogni argomento, viaggi. Poi proponiamo naturalmente il fiore all'occhiello, noi lo chiamiamo, sono i nostri laboratori manuali. Ecco, parliamo di laboratori. C'è di tutto di più. Dell'attività pratica, ad esempio? Le attività pratiche tanto sono tutte le forme di disegno che si possono immaginare, su carta, inchina, mano libera, disegno su stoffa, tutte queste cose qua. Poi ci sono tutti i lavori ad ago, diciamo così, che sono un po' più femminili, e c'è di tutto di più, dal ricamo alla maglia, alla maglieria, eccetera, anche alla creazione di modelli, perché le persone, le signore che ci frequentano, uomini ancora non si sono cimentati da questo punto di vista, si costruiscono e si preparano i modelli che poi domani vedremo in una sfilata, perché verranno presentati i modelli che le signore hanno elaborato in corso d'opera. E sarà una bella cosa, tra l'altro le abbiamo già viste altre volte, sono proprio brave, una bella cosa vedere, bello vedere la passione che ci mettono, anche perché ognuno di noi fa scattare l'orgoglio naturalmente, di dimostrare il meglio che può. È anche l'occasione, esatto, di far vedere il risultato del lavoro fatto. Quindi una cosa, ecco, se parliamo di domani, noi domani abbiamo il programmino di domani, cominciamo con una cosa di Aristofane recitata dai nostri frequentanti, ed è una cosa che l'opera si chiama Le donne in Parlamento, è una cosa abbastanza nota, è un'opera buffa, è un testo comico, doveva essere irridente ai tempi di Aristofane, non è più tanto irridente oggi, anche perché è l'attualità. E un gruppo di persone recitano questa cosa, noi l'abbiamo proposto per celebrare la giornata internazionale della donna l'8 marzo, l'abbiamo fatto all'interno, ha avuto grande successo, abbiamo avuto tante richieste, abbiamo deciso di riproporlo qui in Sala Luttazzi alla collettività che sia interessata. Poi ci sarà un'altra, chiuderà praticamente il pomeriggio, chiuderà il coro, abbiamo un bravissimo coro che partecipa sempre con una bella partecipazione, molto interesse,
un'altra sezione recitativa che scomoda Shakespeare e la scuola greca, diciamo, il teatro greco, proprio una pillola, perché il tempo è poco, e lì abbiamo come docente del corso Gualtiero Giorgini, che è un attore che conoscono tutti, perché è attore a Trieste, è molto conosciuto, e fa da docente in questa attività dell'anno. E poi avremo la sfilata di moda alternata a un'esibizione di tango, e alla fine poi, anzi non alla fine ma a metà dell'opera, mostreremo un filmato costruito da nostri iscritti sulle opere che presenteremo nella rassegna. Okay. E non solo mostreremo le opere, ma mostriamo anche come vengono fatte. Quindi la novità di quest'anno il dietro le quinte. Esattamente, il dietro le quinte. Bellissimo. E avete anche delle novità in serbo per il prossimo anno accademico? È un po' presto per parlarne? È presto per parlarne, ma alcune cose, per esempio una novità di oggi, però non posso dire più che questo, noi facciamo sempre dei viaggi a scopo ricreativo, turistico, culturale. Siamo tornati la settimana scorsa da Malta, dove abbiamo incontrato le nostre realtà corrispondenti in Malta. Com'è andata? Magnificamente, viaggio bellissimo, organizzato bene, ma ormai siamo veramente in una botte di ferro come siamo organizzati, e abbiamo incontrato l'Università della Terza Età di Malta. È stata una cosa molto bella, siamo stati assieme a colazione, ci siamo scambiati le osservazioni e naturalmente i biglietti da visita, perché questa collaborazione più di altre continuerà. È stato molto bello, molto piacevole. Il posto bellissimo, ci sono stato. Bellissimo, il posto è bello, è un posto che proprio richiama il turismo. Devo dire che anche in un periodo in cui il turismo comincia come stagione, ci si muoveva con difficoltà. C'è tantissima gente, Malta ormai è quasi come Trieste, è diventata come attrattiva per il turismo, voglio dire. Anche noi siamo sovrastati e soverchiati dai turisti, sì, no? È vero. Tanto che abbiamo cominciato anche a lamentarci, un po' come fanno i veneziani che si lamentano. Sì, perché poi il boom arriva all'improvviso, no? Il boom non te l'aspetti, non sei in grado, all'inizio sei contento, dopodiché ti rendi conto che hai dei problemi, insomma, crea dei problemi come ne ha creati ormai di tutta evidenza a Venezia, e ne sta un po' creando, ma insomma l'overbooking, per così dire, è una cosa che non vediamo così male, anche noi all'università, per così dire. Meglio gestire la molta gente che dover preoccuparsi della poca gente. Questo è un problema che vale per tutti, anche per noi. Quindi diciamo che state pensando al prossimo viaggio. Stiamo pensando, il prossimo viaggio ha messo le radici oggi, penso che andremo a vedere una parte insolita della Grecia. Ok. Anche lì con occasioni culturali speciali. E quindi con un'organizzazione ad hoc, con la realtà del territorio. Che ci vuole, quando si va lì bisogna molto, come si dice, personalizzare, no? Certo. Perché ognuno di noi deve tornare con l'idea di aver fatto un viaggio indimenticabile, insomma. C'è una passione particolare che contraddistingue lei, Presidente? Qualche corso a cui è particolarmente affezionato? Lo posso raccontare. Intanto che io sono appassionato e sono interessato a tutti e tutti i miei iscritti, insomma, come fossero miei fratelli. Ma io nasco come docente di bridge. Ok. La mia attività è cominciata circa 20 anni fa, i primi passi nell'università, come docente di bridge, e questa cosa ha preso piede perché oggi abbiamo 6 classi di bridge, 180, 120, 130 iscritti, ma soprattutto un bel gruppo di persone che si vogliono bene e che si frequentano ogni giorno. Col pretesto del bridge si vedono ogni giorno, estate, inverno, neve, pioggia, qualcuno sta male, tutti corrono, è una cosa molto bella. Devo dire che il bridge, che per molti aspetti è un po' divisivo, nel senso che fa arrabbiare qualcuno, no? Ci si eccita quando si gioca, ma nel nostro caso in realtà ha consolidato importanti amicizie. Belle storie anche queste, e poi nascono rapporti, amicizie, gente. Poi naturalmente è arrivato anche il burraco che la fa da padrone dovunque, perché tutti giocano a burraco, poi insegniamo gli scacchi, anche questo è un bel momento. Proponiamo attività per esempio come i viaggi in poltrona, per cui oggi cerchiamo più di fare i viaggi fisicamente, però anche i viaggi in poltrona sono attrattivi perché uno vede cose che magari non è riuscito a vedere prima, e queste sono anche belle. Poi abbiamo tanta attività in palestra, perché è giusto anche, come si dice, curare anche il corpo e non solo la mente. Anche lì c'è un istruttore. Ci sono docenti, ovviamente non facciamo in sede, abbiamo dovuto andare in palestre dove abbiamo docenti bravissime, sono tutte donne, e facciamo di tutto, facciamo
la ginnastica dedicata, quella soft, quella posturale, facciamo anche il ballo diciamo da palestra, per così dire, e sono cose che richiedono interesse. Abbiamo anche cominciato ad aderire, per esempio, siamo tirati un po' per la giacca per partecipare alle piccole maratone, a fare attività esterne, e cerchiamo di partecipare tutte le volte in cui ci si riesce, che non è di fatto creare facilissimo. sempre più rete con le realtà del territorio. Qualcuno vorrebbe anche mettere in piedi un gruppo di ciclisti, per esempio. Io ancora non ho fatto un censimento, ma penso che ce ne siano, non voglio dire centinaia, ma sicuramente molte decine di persone che sarebbero ben contente di cimentarsi anche con la bicicletta, ma ne parleremo più avanti. Potrebbe essere una delle novità dei Potrebbe essere anni. uno dei prossimi argomenti di approfondimento, allora. Beh, intanto complimenti ovviamente per la vostra attività, con l'augurio di continuarla sempre al meglio, e quindi grazie. Appuntamento domani, abbiamo detto, Domani in Sala alle Luttazzi 17. alle 17. Dalle 17. Grazie a Lino Schepis, presidente dell'Università della Terza Età, e ovviamente auguri e buon lavoro. Grazie a Tele4 che ci è sempre vicina. È sempre un piacere. Grazie davvero a voi, grazie a voi telespettatori per averci seguito, ma continuate a farlo perché dopo la pubblicità c'è il notiziario con le notizie raccolte nell'arco della mattinata, fra poco. Ben ritrovati all'edizione meridiana del notiziario di Tele4. Andiamo a riprendere la situazione di ieri con gli scontri in Viale 20 Settembre fra manifestanti. Il punto della situazione al vaglio, la posizione delle decine di persone coinvolte in questi scontri. Vediamo. Dire che si prevede una raffica di denunce appare scontato. Le immagini sono eloquenti, sia quelle delle testate giornalistiche che quelle girate dalle forze dell'ordine. La questura le sta visionando in queste ore. Al vaglio la posizione di decine di persone fra gli estremisti di destra, recatisi ieri pomeriggio in via Paduina per la tradizionale commemorazione del giornalista Almerigo Grills, che tra i contromanifestanti arrivati in Viale 20 Settembre per contestare l'iniziativa. Sia da una parte che dall'altra diverse persone sono già note alle forze dell'ordine. Stavolta la classica frase "scene da Far West" dipinge con precisione il quadro della situazione. Sedie e tavoli che volavano, chi si sfilava la cintura per aggredire l'avversario a cinghiate e poi calci e pugni, come quello che ha investito il giornalista del Piccolo Giampaolo Sarti, che documentava la scena. E mano a mano che passano le ore sale anche il bilancio dei feriti. Fortunatamente nessuno è grave. La gravità dell'episodio risiede in un sentimento di violenza sempre più palpabile in città. La manifestazione era annunciata, la commemorazione di Grills con il saluto fascista. L'azione di disturbo era annunciata, con i contromanifestanti arrivati sul posto al grido di "siamo tutti antifascisti". Poi gli insulti e le provocazioni. Dunque la risposta, con i militanti dell'ex fronte della gioventù che si sono precipitati contro gli antagonisti. E giù botte da orbi, che solo gli agenti della polizia in tenuta antisommossa sono riusciti parzialmente a contenere. Quello che è successo ieri non è stato solo un episodio violento, la violenza è stata cercata e consumata. Termina con 4 condanne per autoriciclaggio ed evasione la vicenda della Depositi Costieri Trieste. Maxi sequestro della Guardia di Finanza da 2,5 milioni di euro tra contanti, immobili e yacht. Condanna definitiva e confisca di beni per 2,5 milioni di euro nei confronti di 4 persone per reati tributari, evasione delle accise sugli idrocarburi e autoriciclaggio nell'ambito dell'acquisizione avvenuta nel 2017 della Depositi Costieri Trieste. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste dopo il rigetto da parte della Cassazione dei ricorsi contro le condanne di secondo grado. L'inchiesta della Procura di Trieste aveva fatto emergere come la società petrolifera
cifra fosse stata utilizzata per commercializzare prodotti in evasione d'imposta attraverso società cartiere create per emettere false fatture e accumulare debiti fiscali mai pagati. Secondo gli investigatori, dietro la gestione della società vi erano 4 cittadini campani, 3 con precedenti per associazione mafiosa e ritenuti contigui a clan camorristici. I proventi illeciti, anche in criptovalute, sarebbero stati impiegati per beni di lusso, viaggi e hotel a 5 stelle. Sono stati confiscati immobili, quote societarie, automezzi, conti correnti e yacht. Nei confronti degli imprenditori condannati è stato emesso anche un provvedimento interdittivo antimafia dalla prefettura di Trieste, sussistendo ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, a seguito del quale è stata loro preclusa ogni forma d'accesso nelle aree portuali demaniali, con conseguente commissariamento della società. È partito questa mattina e durerà alcuni giorni l'abbattimento del muro di Piazza Goldoni a Trieste, nell'ambito della riqualificazione dell'intera area. Assieme all'assessore al territorio Michele Babudere e all'assessore regionale alla sicurezza Roberti è stato svolto un sopralluogo che adesso vediamo. Con l'abbattimento del muro di Piazza Goldoni oggi si segna un nuovo passo di questo cantiere di riqualificazione della piazza stessa. Questo progetto è nato dalla sinergia con l'assessore Roberti, con la Regione, quindi innanzitutto la sicurezza e poi, come vedremo, anche ulteriori interventi che riguardano l'abbellimento di una piazza che non sta proprio nel cuore dei triestini, allo stato così com'è. L'idea dell'abbattimento del muro è uno dei tanti passaggi, perché qui abbiamo anche impianti di videosorveglianza, abbiamo la possibilità di accedere molto più agevolmente alla piazza, ma l'idea dell'abbattimento del muro serve semplicemente perché questo muro purtroppo chiudeva la piazza e creava degli angoli ciechi. L'abbiamo visto in passato con camionette della polizia appostate al di fuori della piazza che non avevano la visuale di quello che succedeva all'interno, e magari poteva capitare di avere un gruppetto di persone che si comportavano non proprio bene, diciamola così, nascoste dietro questo muretto. Ad essere impegnata in questo cantiere la ditta Rosso, che alle 11 di oggi ha incominciato i lavori di abbattimento del muro, che dureranno alcuni giorni. Ci vorranno invece circa 3 mesi prima del completamento della piazza intera, con migliorie e modifiche apportate dall'assessorato comunale attraverso il lavoro dell'ufficio servizio mobilità e traffico. Questo era uno dei temi, quindi l'accessibilità dalle fermate degli autobus. Il tema era quello di garantire anche degli attraversamenti migliori e in sicurezza, quindi è stata eliminata la parte inferiore di questa vasca, così come sono stati eliminati i 2 lati estremi i portali. Questo anche per garantire poi, lo vedete alle nostre di fronte, delle vasche più ampie per poter ricoprire questa struttura con del verde. Fare sicurezza vuol dire fare anche sicurezza stradale, e un attraversamento pedonale posto in questa posizione, quindi direttamente alle pensiline dell'autobus, significa fare sicurezza. Quindi sì, è un'opera attesa da parte di tutti, tant'è che questo è stato un finanziamento preso dal Comune di Trieste alla prima edizione di questa linea di finanziamenti sulla rigenerazione urbana di luoghi dove c'è una forte pressione migratoria e problemi di sicurezza. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste per il consueto aggiornamento su traffico e su cosa è successo insomma questa mattina, il lavoro della Polizia Locale, insieme a Tiziana Martini, ispettore superiore. Ben trovata, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, noi nella mattinata come sempre abbiamo varie richieste e molte cose, diciamo così, da portare a termine. Nella giornata di oggi, in particolare in questa mattina, ci sono stati dei problemi, diciamo, di viabilità in via Canova all'inizio della mattinata per un transito di un camion che ha creato qualche problema e qualche rallentamento. Ovviamente insomma è stato risolto. Per quanto riguarda poi altre cose, interventi di routine, qualche incidente stradale rilevato e solite problematiche di soste, ma nulla di particolare. Per quanto riguarda comunque la giornata odierna, ricordo che è interdetto anche al transito pedonale il Ponte Bianco, quindi all'altezza circa di Piazza Duca degli Abruzzi, fare attenzione perché i pedoni lì possono diventare pericolosi, quindi i pedoni devono seguire le indicazioni che sono state messe dalla ditta con la segnaletica apposita e non transitare in carreggiata. Altre cose, sempre chiusa la galleria Carso, continua appunto la chiusura fino al giorno 28.
Una segnalazione in più, inizierà un nuovo cantiere che sarà importante dal punto di vista della viabilità. Da venerdì mattina, venerdì 22, dalle ore 9 alle ore 17 sarà chiusa per asfaltatura la via Madonnina. Lì saremo presenti anche con il nostro personale, sia per posizionare la segnaletica di cantiere che per la viabilità e il controllo, insomma, della zona. Lì sicuramente provocherà rallentamenti. Continuano ancora i lavori di asfaltatura notturna della via Milano nel primo tratto, quello più verso le rive. Altre segnalazioni di altre cose non avrei da dirvi. Grazie ispettore, buon lavoro e un saluto a tutta la sala operativa. Grazie. Grazie a lei e buona giornata a tutti. La Regione Friuli Venezia Giulia ha acquistato l'ex iutificio di via Svevo a Trieste, dove sorgerà la nuova centrale operativa del 118. L'intervento prevede demolizione e ricostruzione dell'area per una struttura più moderna ed efficiente. La Regione Friuli Venezia Giulia ha acquisito dall'Agenzia del Demanio l'ex iutificio di Trieste, il compendio immobiliare che si trova tra la via Svevo e via dei Lavoratori, destinato a ospitare la futura centrale operativa del 118. Il contratto di acquisto è stato sottoscritto il 18 maggio dalla Direzione Patrimonio Regionale per un valore di 500.000 euro, finanziati interamente con risorse della Regione. L'area individuata comprende l'ex iutificio in stato di degrado, esteso su oltre 3.600 metri quadrati, che sarà demolito e successivamente ricostruito. L'intervento punta a realizzare una nuova struttura dedicata all'emergenza sanitaria, progettata secondo standard operativi aggiornati e funzionali alle esigenze del servizio. C'era questo immobile che era di proprietà del Demanio, che era lì da molti anni inutilizzato, un edificio anche importante che ha una sua storia e quindi averlo acquistato significa promuovere una riqualificazione importante. Ma poi abbiamo dato risposta a quello che era l'esigenza di un immobile sede del 118. Quello che diceva lei, la sede del Porto Vecchio era stata esclusa perché purtroppo veniva in una situazione di urbanizzazione un po' particolare. Lì, diciamo, il posto è adatto e quindi andiamo nella direzione di fornire a Trieste una sede qualificata, molto importante, innovativa, che sarà a disposizione della città e che quindi andrà incontro a quella che era l'esigenza di avere una struttura veramente a servizio dei cittadini. La riconversione dell'area e la realizzazione della nuova sede saranno seguite dalla Direzione Salute della Regione. L'obiettivo è dotare Trieste di una centrale operativa più moderna ed efficiente, in grado di migliorare l'organizzazione del sistema di emergenza e urgenza e garantire tempi di risposta più rapidi sul territorio. Nuova stretta del comune di Gorizia sulla fonderia slovena Livarna dopo le proteste per i fumi e i cattivi odori nella zona nord della città. Far scattare la diffida è stato un episodio del 25 di aprile, quando una densa colonna di fumo scuro è uscita dal camino principale dello stabilimento. Il comune di Gorizia ha deciso di diffidare la fonderia slovena Livarna, al centro di un'annosa questione di inquinamento transfrontaliero. L'episodio, che ha scatenato una nuova ondata di proteste da parte dei residenti, risale al 25 aprile scorso, quando questa densa colonna di fumo scuro è stata immortalata da un cellulare in uscita dal camino principale della fonderia. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto l'amministrazione comunale al cambio di passo. Questo è un cambio di strategia che come amministrazione comunale abbiamo voluto incominciare, perché ormai da troppo tempo non abbiamo risposte su questo grosso problema che affligge la nostra città. Fumi e cattivi odori sono tornati a preoccupare i residenti della zona nord della città dall'anno scorso, dopo un periodo di relativa tranquillità. Il problema non esisteva più, probabilmente le attività erano sotto controllo e quindi l'industria produceva senza grossi problemi da questo punto di vista. E di fatto il problema è riemerso lo scorso anno, aprile dello scorso anno. Il sistema di monitoraggio che abbiamo individuato, ovvero una serie di segnalazioni che i cittadini ci inviano, hanno evidenziato un'esplosione di casi, arrivando a circa 140 segnalazioni nel mese di settembre dello scorso anno. Queste dunque le richieste del comune di Gorizia. Noi chiediamo sostanzialmente alla fabbrica, alla proprietà, di darci delle spiegazioni in merito alla loro attività produttiva, chiediamo agli enti sloveni di darci riscontro in merito alle attività di controllo e di monitoraggio del territorio, che è loro competenza.
ai due ministeri di affrontare la questione, che è una questione ovviamente di portata internazionale, e ovviamente saliamo anche di livello coinvolgendo la comunità europea, chiedendo il rispetto delle norme italiane, delle norme slovene e di diritto internazionale. All'ospedale Maggiore 2 giornate dedicate alla donazione del sangue, con i carabinieri protagonisti di un'iniziativa di solidarietà insieme ad Asugi. La Regione conferma una buona risposta dei donatori regolari, ma resta fondamentale sensibilizzare soprattutto i giovani. Ecco il servizio. L'Arma dei Carabinieri di Trieste e la struttura complessa di medicina trasfusionale dell'ospedale Maggiore hanno promosso 2 giornate dedicate alla donazione del sangue, in programma il 19 e 20 maggio, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto le giovani generazioni, sull'importanza di un gesto che può salvare vite umane. L'iniziativa, organizzata all'interno dell'ospedale triestino, ha visto la partecipazione di numerosi militari dell'Arma, impegnati non solo nelle attività quotidiane di servizio alla comunità, ma anche in un'azione concreta di solidarietà sociale. Un segnale forte che punta a rafforzare la cultura della donazione volontaria e regolare, in un momento in cui il sistema sanitario necessita di scorte costanti per affrontare emergenze, interventi chirurgici e terapie salvavita. È un evento che si ripete e si ricorre nel tempo, ormai da qualche anno, e sono giornate importanti che vanno oltre il valore simbolico, stanno proprio a dimostrare quanto sia importante donare, come sia facile, come non comporti nessun pericolo. Di sangue ce n'è sempre tanto bisogno, per cui questa dimostrazione anche di collaborazione interistituzionale è un segnale importante. Solo nell'ultimo anno oltre un centinaio di carabinieri hanno partecipato a questa iniziativa che risponde un po' a quello che è il DNA dell'Arma dei Carabinieri, ovvero essere vicini alle persone che hanno bisogno, e quindi anche noi, come ogni altro cittadino, ci teniamo a contribuire anche da questo punto di vista, quindi non solo nella prevenzione e repressione dei reati, ma anche vicinanza alle persone più bisognose proprio sotto questo punto di vista. Particolarmente significativo il contributo del dottor Laraia, direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale, che ha evidenziato come Friuli Venezia Giulia presenti oggi una situazione positiva sul fronte delle donazioni. La situazione è assolutamente in equilibrio grazie a queste iniziative, perché sono importantissime, di donazioni collettive della rappresentanti della società civile o anche militari in questo caso. Abbiamo avuto una crescita nei primi 4 mesi dell'anno del 2%, che è una cosa importante per la nostra realtà, anche perché nel resto d'Italia non è così. Inaugurata nell'atrio dell'ospedale di San Giovanni di Dio di Gorizia la mostra dedicata a Sergio Mulisch, imprenditore filantropo di origine goriziana, che avviò la campagna di vaccinazione per debellare la poliomielite. Una mostra dedicata a Sergio Mulisch de Palmenberg, figura chiave nella nascita della campagna internazionale del Rotary contro la poliomielite, è stata inaugurata all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia. L'iniziativa è stata promossa dall'avvocato Paolo Mulisch con il Rotary Club di Gorizia, con l'obiettivo di ricordare il valore dell'impegno umanitario di Sergio e far conoscere alle nuove generazioni la storia del progetto polio, diventato uno dei più importanti programmi sanitari internazionali. Sergio Mulisch, mio parente, mio zio, di famiglia goriziana, poi ha vissuto a Milano, era un imprenditore nel campo dell'imballaggio e ha avuto un sogno, ha conosciuto Sabin gli ha promesso il vaccino senza royalties e lui, da tecnico dell'imballaggio, è riuscito a creare un imballaggio a 40 sotto zero per portare questo vaccino nei paesi che avevano bisogno, prima nelle Filippine e poi nel Marocco. Ci siamo quasi arrivati, pare che ci siano 50 casi al mondo. È un momento particolare perché noi impegniamo molte delle nostre energie in questo progetto, il progetto che nasce da Sergio Mulisch, che è la vaccinazione per l'eradicazione della polio. Ci crediamo da molto tempo, da quasi più di 40 anni. Sta andando molto bene, dopo un periodo di stanchezza, perché dopo 40 anni, abbiamo celebrato proprio l'anno scorso i 40 anni del programma, c'è stato un rilancio. Quest'anno tutti i 14 governatori italiani ci hanno creduto in prima persona. Un industriale che ha messo a disposizione la sua sensibilità d'animo, la sua imprenditorialità, ma la sua anche solidarietà per sconfiggere un flagello come la poliomielite, rivolto soprattutto ai bambini poveri
nel mondo. Andiamo in pubblicità, ci vediamo fra poco. Trenta gli studenti della succursale del Carducci-Dante, risultati positivi alla tubercolosi. Allo screening ha aderito solo la metà dei ragazzi della scuola. L'USUGI fa appello alle famiglie per ampliare i test e in caso di positività avviare la profilassi per evitare la malattia. 30 studenti della sede di Via Corsi del liceo Carducci-Dante sono risultati positivi alla tubercolosi. A confermarlo è la SUGI, precisando che i ragazzi non sono malati e non hanno sintomi e non sono contagiosi. L'azienda sanitaria ha avviato i test nella scuola dopo che a dicembre una ragazza si era ammalata. E già in quell'occasione abbiamo trovato che quasi il 90% della classe era positivo. Abbiamo poi messo in atto tutti quelli che sono i protocolli di prevenzione, quindi abbiamo, una volta trovati positivi al test intradermico di Mantoux, abbiamo fatto la radiografia del torace per escludere che si tratti di un caso di malattia, abbiamo messo in atto la profilassi antitubercolare, che è una profilassi che viene fatta proprio per evitare che un'infezione latente possa in un futuro sviluppare la malattia. I ragazzi risultati recentemente positivi hanno dunque un'infezione latente. È proprio un'infezione tubercolare latente, non è una malattia, non ci sono lesioni polmonari e quindi la persona con infezione latente non può emettere con gli starnuti, con la tosse, il bacillo. Dopo altri 2 casi riscontrati di tubercolosi, l'attività di ricerca per trovare altri possibili casi di positività è stata estesa all'intero plesso scolastico, ma al momento solo il 50% degli studenti, circa un centinaio, ha aderito. E in questo caso purtroppo abbiamo avuto un'adesione del 50%. Questo ci dispiace molto perché molto probabilmente non si capisce l'importanza di questa azione di prevenzione, che è proprio un'azione preventiva, non deve spaventare, ma è un'opportunità per individuare quella che può essere un'infezione tubercolare latente che io posso trattare preventivamente in modo che in un futuro non si sviluppi. Per cui siamo già pronti con una lettera per sensibilizzare le famiglie. Il modo più semplice e veloce per togliersi la preoccupazione è fare il test. Non fa male, non costa, è veloce e rapido e dà la tranquillità, sperando che non essere positivi, ma se si fosse positivi meglio poter subito aderire a un piano profilattico, quindi fare la profilassi. E dopo giorni di silenzio è arrivata la presa di posizione ufficiale da parte della scuola di Marostica sulla vicenda dei bambini portati fra i migranti a Trieste. Denunce in arrivo, pretese di sicurezza, percorsi formativi e una politica in trincea. C'è di tutto nella vicenda dei ragazzini della scuola di Marostica portati tra i richiedenti asilo in Piazza Libertà a Trieste. E finalmente anche la scuola prende posizione con una circolare ufficiale. Partiamo dal principio, ovvero dal percorso di educazione civica che ha portato all'organizzazione dell'uscita. Il dirigente scolastico marosticense Gianluca Garlini fa sapere che il viaggio di istruzione si è svolto nel rispetto delle procedure interne, fra organi collegiali e consenso preventivo dei genitori. Garlini, nella sua valutazione conclusiva, dice che l'esperienza ha permesso agli alunni di constatare in prima persona il tema dei diritti umani, intesi come necessità concrete, e parla di un'alta valenza formativa. Attenzione, perché da qui in avanti il terreno si fa più accidentato. Nella circolare, infatti, si fa un chiaro riferimento al video girato all'insaputa dei docenti e diffuso sui social senza alcuna autorizzazione da parte della scuola o delle famiglie. Il dirigente lo definisce un fatto grave che lede i diritti dei minori e si riserva di agire in ogni sede. Tradotto, la scuola denuncerà chi, all'interno dell'associazione Linea d'Ombra, ha pubblicato sui social i video dei ragazzini. E ora la faccenda si ingarbuglia davvero, perché sono in molti a chiedersi quali fossero i rapporti fra la scuola e le associazioni coinvolte, a vario titolo, nel percorso che ha portato alla trasferta in Piazza Libertà. Proprio qui, in Piazza Libertà, si pone infine il punto interrogativo più grande di tutta questa vicenda, al netto del battibecco politico e delle prese di posizione. Già, perché la scuola sostiene che l'iniziativa si è svolta in condizioni di piena e totale sicurezza.
Ma a Trieste non risultano comunicazioni ufficiali alla questura o alla prefettura e chi bazzica la cronaca cittadina sa che quella zona è presidiata costantemente dalle forze dell'ordine. E il Partito Democratico di Trieste è sceso in campo contro il fenomeno del disagio e della violenza giovanile. Siamo qua oggi in piazza Venezia sulle Rive alla luce di quanto accaduto nelle notti del 9 e del 17 maggio. Sempre più spesso si assiste a risse fra giovani e giovanissimi in pieno centro, episodi di violenza, degrado e disagio, con l'abuso di alcol come catalizzatore. Le conseguenze di fatti del genere sono pesanti per tutti, da chi rimane ferito a chi si ritrova l'auto parcheggiata sulla pubblica via con vetri e specchietti rotti, fino ai danneggiamenti subiti dai locali. Durante le risse non mancano sedie che volano e tavoli ribaltati. Il Partito Democratico di Trieste scende in campo presentando una mozione, primo firmatario il consigliere Luca Salvati, con la quale si chiede alla giunta comunale di agire tempestivamente. L'appello rivolto in primis al sindaco di piazza, farsi portavoce di queste istanze al tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica che periodicamente viene convocato in prefettura. Un aumento dell'organico delle forze di polizia che sono in sofferenza, si chiede di ripristinare la figura del poliziotto di quartiere, un serio piano di videosorveglianza, visto che il decreto sicurezza fa riferimento anche a dei fondi per i comuni, e si chiede, anche interfacciandosi con i parlamentari, che si facciano carico presso il Ministero della Pubblica Istruzione di portare avanti, potenziando quelli che sono una serie di progetti educativi, coinvolgendo possibilmente le famiglie. Ecco perché chiederemo anche la convocazione di un nuovo consiglio straordinario sul tema della sicurezza. Il prefetto, in un'intervista che ha rilasciato proprio alla vostra emittente, ha osservato come spesso ci si soffermi sull'ultimo miglio, su quando i reati vengono commessi, mentre sarebbe importante intervenire a monte su quelle che sono le situazioni, i contesti in cui si generano queste situazioni. C'è tutta una parte anche ricordata dal comandante della polizia locale che riguarda proprio anche la prevenzione e l'educazione dei ragazzi. Mi ricordo per esempio in questa zona non tanto tempo fa anche i progetti contro l'utilizzo delle sostanze, un utilizzo consapevole, venivano comunque organizzati perché era un'area centrale della movida e probabilmente bisognerebbe riprendere anche un discorso educativo che aiuterebbe a contrastare questi fenomeni. È tutto da questa edizione, prossimo appuntamento con le notizie questa sera alle 19:30. Buon pomeriggio.